Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su NBA 2K14 ragazzi, finalmente ve l'avete chiesto in tantissimi e siamo qua a provare questo gioco. Allora ragazzi, ho in mente qualcosa per NBA appunto. Allora intanto stiamo registrando con Nvidia Shadow Play e voglio provare questo programma perché con Fraps è proprio impossibile registrare NBA, mi dà proprio problemi, però con questo programma secondo me ci possiamo andare meglio. Intanto qua chiaramente il commento non è in diretta, chiaramente. Attenzione, James da solo da 3, triplone, mamma mia. Comunque ho scelto i Clippers perché c'è, come si dice, c'è LeBron James, c'è Blake Griffin che è il giocatore preferito adesso insieme a Chris Paul, quindi attenzione, triplone da casa sua e vai. Comunque a parte avere il gameplay che fa abbastanza cagare, un minuto a tempo, veramente una merda. Volevo fare o la modalità associazione, quindi andare con una franchigia e cominciare la scalata verso il titolo NBA, o fare la mia carriera con il mio giocatore. Però allora che fare? Sapete che l'NBA non è proprio uno sport veloce, nel senso sono 4 quarti da 12 minuti e se vuoi fare una cosa reale non puoi fare quarti da 2-3 minuti. Allora pensavo di registrare l'ultimo quarto. Praticamente spiego io i 3 quarti come sono andati, l'ultimo quarto lo registriamo così da avere il quarto più importante. O comunque insomma esempio nella modalità carriera, magari visto che non gioco tanto all'inizio posso anche fare ispezioni di partita, però chiaramente se poi gioco tutte le partite sicuramente non posso andare a fare 12 minuti a quarto. Comunque se faccio la modalità carriera sono 12 minuti a quarto, se invece faccio l'associazione sono 10, perché con 10 insomma riesco a giocare bene lo stesso e a fare i punteggi reali, perché se fai, tipo non so, metti che le nostre partite finiscono sempre 50-48 e quelle del computer nei punteggi normali 100-90 e così via, diventa in reale anche tutte le statistiche e le robe. Quindi ragazzi, se volete o modalità carriera o modalità associazione, che l'associazione è come praticamente la Master League sul calcio, insomma, o la carriera sul calcio. Invece la carriera è con il mio personaggio, tipo diventa aumento di PES. Sempre vado a registrare l'ultimo quarto, allora per l'associazione l'ultimo quarto, cioè 10 minuti, tutti i 10 minuti finali, altrimenti, così possiamo fare anche 2 partite a video. O altrimenti nella modalità diventa un mito dell'NBA, diciamo, sono 12 minuti, però dipende perché all'inizio giochi meno, quindi magari posso fare ispezioni di tutti i quarti. Adesso anche un commentino su come si vede con questo programma dell'Nvidia per registrare e niente, adesso andiamo sulla partita, siamo al secondo quarto, siamo 3-2, una partita super avvincente, attenzione, grandissimo. Questo gioco l'ho sempre amato, sinceramente è un gioco che mi è sempre piaciuto, però è chiaro che registrarlo non è semplice un gioco di basket perché devi tagliare tanto, fare tante robe, non è facile, purtroppo il tempo è quello che è, andare a tagliare tutti i pezzi più importanti di una partita di basket vuol dire stare qua 12 ore e sinceramente lo farei anche volentieri, però il problema è che il tempo veramente devo caricare un video ogni tanto e secondo me è meglio caricare almeno 2 video al giorno, comunque di buona qualità, insomma. Attenzione, alley-oop del prescelto LeBron James. E comunque ragazzi aspetto commentini perché tantissimi hanno chiesto NBA, allora a questo punto proviamo, cacchio. Così ho bisogno anche di commentini per capire se il gioco lagga, se è tutto bello fluido e se questo programma dell'Nvidia è positivo. Attenzione Paul, grande Chris per Blake perde palla, attenzione, palla persa dai Clippers, LeBron, chiaramente quando vado a giocare nelle modalità quelle là che ho detto ci sarà il commento in diretta, chiaramente. Chris Paul, il piccolo Chris per Redick, attenzione, ancora palla persa, 2 consecutive, mamma mia che comandone, 6-5 per Miami. Attenzione Wade, ancora le ope, ancora LeBron, difesa dei Clippers veramente deficiente in questo momento. Va Paul, prova Paul alla disperata, Chris, attenzione, Chalmers finisce anche il terzo quarto. Finalmente LeBron ha vinto il titolo ragazzi. Miami
contro Los Angeles. Chris Paul, vai Paul, con la tua classe. Vai Griffin, Blake per Paul si vuole liberarsi, Paul molto marcato, Paul, Redick, Blake, Griffin tiro, madonna, in mezzo al traffico, grande Blake, grande Griffin, 8-7 Miami, siamo ancora vivi. Wade, attenzione, grandissimo rimbalzo di Jordan, può ripartire Redick, vai ragazzi, Paul, Chris, perde palla ma la recupera, Redick, prova per Dudley, bellissimo, fallo su Blake Griffin, 2 tiri liberi dalla linea della carità, vai Blake il primo, fuori, il primo libero è fuori, vai Blake, concentrazione massimale per Griffin, c'è 8-8 e mancano 16 secondi, madonna, veramente una partita NBA molto reale. Quarto, 8-8, attenzione da solo Chalmers, non tira, vuole l'ultimo tiro e poi basta, fallo, porca puttana. Haslem per Wade, attenzione, Wade è pericolosissimo, assist incredibile, schiacciato, 10-8, 3 secondi e 4 per cercare di portarla ai supplementari. Prova Paul da casa sua, niente da fare, 10-8 per Miami. Buono raga, è finita sto match velocissimo. Ora bisogna sapere se volete associazione, carriera tipo diventa un mito, se va bene il discorso del quarto, i 10 minuti o 12, se questo programma dell'Nvidia per registrare va bene, se non lagga il gioco e se il video va bene, se è quello che volete, insomma. Quindi raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.